Pioggia di finanziamenti sulla sanità della Pedemontana. Con l'ultima giunta dell'anno la Regione ha dato il via libera a nuovi investimenti per un totale di 90 milioni di euro in tutto il Veneto, che andranno a rispondere ai 31 progetti presentati dalle ULSS e dalle aziende ospedaliere. Ogni euro di spesa è stato esaminato dalla commissione competente, quindi si tratta di finanziamenti necessari a garantire lo sviluppo dei livelli di qualità della sanità veneta e di quella bassanese in particolare. Continuano gli investimenti e l'attenzione della Regione Veneto sui nostri ospedali, in questo caso USL Pedemontana, ospedale di Bassano e di Sant'Orso. Complessivamente in questa tornata appunto di investimenti che sono stati autorizzati dal CRITE circa 4 milioni circa di euro vanno a questa USL, in parte in apparecchiature, quindi sostituzione di vecchie apparecchiature, oculistica piuttosto che cardiologiche, piuttosto che endoemodinamica e quant'altro, ma anche nel rifacimento di alcuni reparti, di situazioni, non so, penso al quarto piano del San Bassiano, penso alla struttura di Marostica oppure ad altri reparti legati quindi a interventi edilizi ma anche di adeguamento per reparti di degenza o ambulatori. Nella lista degli interventi figura ad esempio l'adeguamento edile ed impiantistico del gruppo operatorio al quarto piano dell'ospedale di Bassano per €500.000, ma anche la nuova copertura del centro sociosanitario di Marostica. E poi nuove apparecchiature di cardiologia ed emodinamica e $1 milione per l'ammodernamento delle degenze e degli ambulatori del San Bassiano e del Sant'Orso, assieme a nuovi apparecchi per oculistica, endoscopia, campioni biologici e conservazione, radiologia e pulmini per disabili. C'è attenzione rispetto a questo territorio, rispetto a quelle che sono le esigenze di una USL, sappiamo, con delle caratteristiche ben definite, con 2 ospedali, nel caso specifico l'ospedale di Bassano SPOC, che chiaramente copre una popolazione importante e a cui va la massima attenzione.